Nuova avventura con Italia Viva, quali sono le aspettative intanto per cominciare? Quella di costruire un partito che possa essere interessante, attraente, capace di cambiare anche le cose che non funzionano in questo paese, di prendere le tante opportunità che ci sono, date anche da tante persone di competenza che alla politica non si sono mai avvicinate e che magari hanno voglia di dare il loro contributo. Per convincerla, questa gente, qual è la chiave? Essere credibili, trasparenti, aperti, non parlare di organigrammi ma parlare di contenuti è quello che vogliamo fare. L'avvio di questa avventura come sta andando? Devo dire che anche al di là delle aspettative, le nostre iniziative sono sempre molto partecipate, lo vedete anche qui a Mestre, ma lo sono state in tutti i luoghi, lo è stata la Leopolda dove c'è stato un boom di presenze, ma soprattutto un boom di idee, tante persone che vengono perché hanno qualcosa da dire e vogliono trovare la possibilità di portare un contributo. Io credo che questo sia il compito principale di un partito, trasformare poi le idee in fatti concreti. Onorevole Moretto, come convincerete un nuovo elettorato a seguirvi? Noi vorremmo descrivere Italia Viva come una casa aperta, innovativa, accogliente, nel quale elettori di diverse estrazioni, che hanno avuto militanza anche in altri partiti, ma che vogliono trovare nuove energie e nuovo impegno in questo progetto, saranno sicuramente ben accolti. Quello che vogliamo offrire ai veneziani e ai veneti è qualcosa di nuovo, un progetto a lungo termine che non guardi al domani, ma ben più avanti, se possibile, ai prossimi 10 anni in questo Veneto che da troppi anni è fermo e immobilizzato. In termini di contenuti, di programmi, la chiave di volta per cambiare aria qual è? Sicuramente uscire dagli schemi soliti del dibattito, bene parlare di autonomia, bene parlare di sanità, ma incominciamo a parlare anche di imprese, di innovazione, di famiglie, di ambiente, dopo soprattutto alcuni disastri ambientali che hanno purtroppo caratterizzato la nostra regione. Vogliamo uscire dagli schemi e parlare a tutti dei temi che veramente interessano ai veneti. Qual è la spinta che Italia Viva vorrebbe dare a questo governo? Sicuramente è quello di essere un motore ancora più di energia, di esperienze, di competenze che noi vogliamo portare all'interno del governo, soprattutto su quei temi che noi sentiamo molto nostri. Per esempio penso a tutto il popolo delle partite IVA. Dobbiamo trovare una soluzione perché sappiamo benissimo cosa significa in un territorio come il Nord-Est parlare di questo argomento. Però vogliamo essere anche nella nostra positività, essere propositivi su alcune priorità che noi consideriamo davvero utili a partire dalla manovra finanziaria. È un punto fermo dove dobbiamo sicuramente trovare il modo di non mettere nuove tasse e invece di puntare sugli investimenti.